Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con A Voi la Linea. Apriamo con i dati regionali del commercio che dicono scarsa fiducia nell'andamento generale dell'economia, però resilienza e voglia di investire per quanto riguarda la propria impresa. Questo è il sentiment che emerge dall'osservatorio congiunturale di Confcommercio sul secondo trimestre dell'anno, presentato oggi dal presidente regionale d'Apozzo alla presenza dell'assessore Sergio Emidiovini. Vediamo. Presidente, panorama diversificato, dati che però parlano di resilienza delle imprese in questo senso, al di là di quello che è il sentiment verso la situazione generale, in particolare per alcuni settori c'è fiducia. Sì, le imprese uscite da un periodo drammatico si sono rimboccate le maniche e grazie a una congiuntura favorevole nel mondo del turismo e ospitalità, grazie a interventi a livello anche regionale, abbiamo un andamento del terziario dove soprattutto in funzione di un turismo sia balneare ma anche montano estremamente positivo, intorno a questo gira tantissimi altri settori. C'è una parte del commercio che soffre di più, parliamo del fashion, della moda, di tutto quello che riguarda proprio il non food, ma i dati emersi anche oggi evidenziano che almeno ora come ora la situazione sta dando in gran parte dei settori delle soddisfazioni positive. Se parliamo del futuro abbiamo punti di domanda, tante nuvole, noi abbiamo in Italia il problema della politica, questo ce l'abbiamo in particolar modo noi che all'interno di 4 salotti in rappresentanza virtuale del Paese decide, a mio avviso, questo è un parere mio personale, di scelte non proprio utili al Paese in questo momento, ma gli imprenditori e i lavoratori stanno dando il meglio di loro stessi. I risultati che escono dal primo semestre del 2022 sono risultati buoni per quanto riguarda il comparto del terziario, del commercio del terziario e dei servizi. Indubbiamente emerge una certa preoccupazione per quelli che saranno i mesi a venire, ma d'altronde con tutte quelle che sono i condizionamenti a livello internazionale che stiamo subendo, è chiaro che l'attenzione ci deve essere massima. Noi come Regione Friuli Venezia Giulia, oltre ad aver sostenuto le imprese e il risultato ci viene riconosciuto durante la fase emergenziale, abbiamo in questi mesi, in questi anni, assieme all'associazione di categoria, e qua voglio approfittare per ringraziare le stesse, messo in campo tutta una serie di progettualità che si vedranno nel medio e lungo termine. Parlando del comparto del terziario, per esempio, abbiamo messo in campo i distretti del commercio, stiamo mettendo in campo i distretti del commercio, dove c'è stata una risposta molto importante da parte dei territori, più del 62% hanno risposto, dei comuni hanno già risposto a questo primo appello. Abbiamo messo a terra tutta una serie di investimenti al fine di garantire delle strutture e ricettive e anche da utilizzare per, come è emerso, la richiesta di eventi importanti durante tutto l'anno, lo stiamo facendo, quindi insomma assieme stiamo cercando di mettere a disposizione dell'impresa, dell'economia resiliente e resistente, perché un dato significativo che a mio avviso va sottolineato è che l'accesso al credito in questi anni è stato chiesto principalmente per investimenti, il che significa che le imprese, nonostante tutti i condizionamenti, stanno guardando e stanno investendo verso il futuro. Questa è una cosa che ci fa piacere. Il nostro obbligo è quello di assistere, accompagnare e sostenere le imprese in questo momento. Torniamo ora a occuparci degli incendi che stanno divampando in Friuli Venezia Giulia, sia sul Carso sia in Valresia in modo particolare. Oggi nella sede della Protezione Civile di Palmanova si è svolto un vertice, c'è preoccupazione anche per quanto riguarda le polveri sottili. Sentiamo allora le parole del vice governatore Riccardo Riccardi e dei tecnici dell'ARPA. Abbiamo avuto la disponibilità dei colleghi, che ringrazio, della Lombardia per avere un paio di elicotteri, quindi stiamo cercando di governare le cose con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Se dovessi dire in questo momento, l'incendio sta proseguendo, quindi stiamo cercando, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile stanno continuando a fare il lavoro di contenimento. L'autostrada questa mattina in direzione Trieste è stata riaperta
Il vallone al momento non ci sono le condizioni per riaprirlo, persiste la difficoltà della statale 14, i due punti di maggiore criticità che abbiamo verificato questa mattina è la qualità dell'aria nell'area maggiormente colpita, che riguarda prevalentemente Ronchi Legionari e Monfalcone, quindi l'utilizzo della mascherina, quindi l'ordinanza dei sindaci che all'aperto impongono questo, con valori che sono ancora molto elevati, ma sono la metà di quello che c'era ieri, quindi questo è un altro dato importante, pur persistendo questa condizione. L'altro aspetto riguarda gli sganciamenti delle linee elettriche. Quindi in questo momento non verifichiamo delle difficoltà sull'alimentazione, probabilmente qualche disagio, e quindi stiamo lavorando per cercare di contenere il fuoco e avere la possibilità di riagganciare queste linee che in questo momento sono garantite da un collegamento che da Divaccia collega Padriciano con una linea che è metà in territorio sloveno e metà in territorio italiano. Perfetto. Ma la situazione rispetto a ieri è migliorata o peggiorata? Fronte al caso? Diciamo che possiamo definirla stabile. Nella notte in tutta la pianura friulana si è avvertito fortissimo l'odore di fumo, che c'è da preoccuparsi? Lo abbiamo sentito fortissimo, però abbiamo i dati delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria della città di Udine e della zona a sud di Udine, che ci dicono che i valori sono perfettamente normali e nella media. L'odore di fumo è dovuto a una condizione particolare meteorologica di una forte inversione termica che ha impedito all'aria di risalire, quindi di disperdersi. Quindi il fumo che si era diffuso sulla pianura e sul territorio friulano è rimasto intrappolato e lo abbiamo sentito distintamente durante la notte. L'Isontino che situazione vive? L'Isontino è una situazione un pochettino più importante e problematica, e infatti la stazione di Monfalcone, la stazione di Doberdò sono quelle che riportano i valori più alti. Le avevamo già visto nei giorni scorsi e persiste questa situazione, anzi sta un pochettino peggiorando. Anche nella zona di Duino abbiamo delle informazioni relative ai dati misurati con i nostri contaparticelle, sono valori istantanei che servono per capire quali sono le informazioni che dobbiamo dare ai sindaci per le ordinanze, e vediamo che sono in peggioramento in questo momento. Abbiamo a Ronchi, abbiamo valori sui 100 e così anche 100 microgrammi al metro cubo di PM10 e così anche a Duino. Il limite è 50 microgrammi al metro cubo come media giornaliera. Ci spostiamo ora a Pordenone, riduzione delle tasse per ristorare i commercianti della città i cui affari sono stati danneggiati dai cantieri. Ad assicurare il provvedimento è il vice sindaco Emanuele Loperfido. Assessore, vie chiuse per più di 6 mesi, il Comune viene incontro ai suoi commercianti, in che misura? Purtroppo devo dire che la normativa è molto restrittiva. Grazie agli uffici molto competenti siamo riusciti a individuare tra le pieghe della normativa la possibilità per i commercianti che hanno avuto dei cantieri nelle strade chiuse per più di 6 mesi, la possibilità di avere un abbattimento totale al 100% delle tasse comunali, ovvero la Tari, l'IMU e la COSAP. Questo è un modo per cercare di garantire a chi ha avuto sicuramente delle difficoltà a causa dei cantieri che erano necessari di poter ripartire con ottimismo per il futuro. Ecco Assessore, quanti commercianti più o meno potrebbero essere interessati da questa misura? Noi abbiamo fatto un po' i conti, però non abbiamo ancora dati certi, ma potrebbero essere tra un 50 e un 100 commercianti, quindi sicuramente un bel po' di amici commercianti che grazie al contributo del Comune possono affrontare con fiducia il prossimo anno. Covid permettendo, si vedono segnali di ripresa del commercio cittadino? Il commercio da sempre negli ultimi anni sta vivendo un momento di difficoltà. Noi vogliamo accompagnarli con i progetti legati anche al distretto del commercio, la formazione, fare in modo di poter affiancare la vetrina reale da quella virtuale per fare in modo che alla vendita al banco possa esserci la vendita online. Però grazie anche all'intraprendenza degli amici commercianti sicuramente c'è vitalità. Pordenone sta soffrendo molto meno rispetto ad altre realtà, anche grazie alle politiche del Comune che sono a supporto del commercio e soprattutto grazie a una collaborazione e un confronto continuo. Continueremo lungo questa strada perché è l'unico modo per poter crescere tutti quanti assieme. Chiudiamo con gli spettacoli. Si è chiusa il Teatro Giovanni da Udine e Udine Jazz, lo vediamo in una serata acclamata dal pubblico.
Con il concerto degli Snarky Puppy, tappa in tour mondiale di una band fra le più acclamate nello scenario internazionale del jazz contemporaneo, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha fatto da splendido scenario alla chiusura di Udine Jazz, festival sulla musica di improvvisazione ideato dall'Associazione Culturale Udinese Euritmica, che dopo 3 estati di forzata assenza dovuto alla pandemia è riuscita a rimetterlo in moto grazie al patrocinio e sostegno di Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Promotorismo Friuli Venezia Giulia e pool di sponsor. Parliamo di una 6 giorni di Play Jazz Not War, suona jazz e non guerra, titolo di questa 32esima edizione scandita non solo da concerti ma pure da eventi collaterali in vari luoghi della città, con cuore pulsante il Teatro Palamostre, dove in sala Carmelo Beni è stata pure allestita la mostra I colori del jazz della pittrice Ivana Burello. La citata performance Giovanni da Udine con il collettivo degli Snarky Puppy, formazione composta in rotazione fra circa 25 musicisti guidati da Michael Lake, che si muove fra jazz, funk, rhythm and blues, musica scritta ed improvvisazione, non è che l'ultimo anello di una catena di appuntamenti con i big del genere di musica jazz arrivati a Udine da Italia ed Europa, ma non solo, con il direttore artistico di Euritmica Giancarlo Velliscic a fare gli onori di casa e Max De Tomassi di Radio 1 nel ruolo di presentatore degli eventi. Malgrado il caldo torrido, la risposta del pubblico non si è fatta attendere, con partecipazione folta sia al Palamostre che al Giovanni da Udine, per una manifestazione che da oltre 3 decenni rende merito al prodigarsi di Euritmica. Tutto per questa puntata, grazie di averci seguito, buon proseguimento di giornata.